Arrivati ieri sera a Porto Empedocle 3 cadaveri di migranti morti nel corso delle ultime traversate saranno sepolti nel cimitero di Canicattì. Il Consiglio Comunale di Porto Empedocle prende le distanze sul dissalatore empedoclino, la mozione approvata nella seduta del 18 settembre. La CISL di Agrigento, Caltanissette ed Enna applaude le operazioni sulla sicurezza del lavoro in Sicilia. Pubblicati i dati nazionali sugli infortuni sul lavoro, la nostra isola è al quarto posto della classifica nazionale con 36 decessi. Nuove nomine ordinate dal Vescovo Damiano nella diocesi agrigentina. La comunità agrigentina guidata da Don Lillo Argento in pellegrinaggio a Lourdes. La Prosport Paralimpica di Ravanusa ha ricevuto dal Presidente del Libero Consorzio di Agrigento per gli ottimi risultati raggiunti in campo nazionale. Buongiorno, benvenuti con un nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi, mercoledì 24 settembre. 3 le salme di migranti arrivate nella serata di ieri con il traghetto proveniente da Lampedusa che saranno accolte nel cimitero di Canicattì. Il servizio di Davide Sarto. Sindaco, sarà il suo comune ad accogliere le 3 sorelle vittime del Mediterraneo? Allora, sono momenti molto toccanti anche perché già abbiamo avuto una stessa fase, perché abbiamo ricevuto altre 3 salme di cui anche una bambina di 11 mesi, per cui ci sono momenti molto significativi che la città di Canicattì ha voluto dare anche ultimo tributo a quei 3 che sono arrivati nel mese di agosto, e credo che era un atto doveroso al momento in cui la prefettura mi ha chiamato, Sua Eccellenza il prefetto mi ha chiesto se ci fosse la disponibilità a Canicattì di dove posizionarli, di dove anche seppellirli. Io ho dato la mia disponibilità perché vogliono essere seppelliti in un campo di esumazione. L'unico campo di esumazione nella provincia di Agrigento ce l'ha la città di Canicattì, e credo che questi sono momenti significativi, tocca il cuore. Devo dire che sono dei segnali che dobbiamo dare, ma principal modo a quelli che oggi cercano un lavoro, cercano una vita diversa, una vita quantomeno di pace, e invece hanno trovato la morte. E quando effettivamente mi hanno chiesto che erano 3 sorelline, credetemi che ci sono dei momenti molto dolorosi, e per questo dico sono stato disponibile ad accoglierli, perché dobbiamo essere accoglienti così come lo siamo sempre stati, e credo che sono veramente dei segnali forti che realmente non solo la comunità canicattenese ma tutta la provincia di Agrigento ha voluto dare un tributo a tutte le vittime della traversata, perché veramente cercano qualcosa di diverso e invece trovano la morte. Anche il Consiglio Comunale di Porto Empedocle prende le distanze sul dissalatore. La mozione è stata approvata nella seduta del 18 settembre scorso. Anche il Consiglio Comunale di Porto Empedocle prende le distanze dal dissalatore, approvando la mozione presentata dai consiglieri di opposizione Salvatore Ersini, Antonio Traina, Gerlando Di Francesco e Melania Nuara, è firmata dai consiglieri San Filippo e Grassonelli sulla spinta del Consiglio Comunale aperto e straordinario del 10 luglio scorso. La mozione, condivisa dal Comitato Mare Nostrum, è stata approvata all'unanimità nella seduta del Consiglio Comunale del 18 settembre scorso, costringendo così, almeno sulla carta, la Giunta Comunale a prendere le distanze da un'operazione giudicata fallimentare. Lo abbiamo sempre detto, ribadiscono i componenti del Comitato Mare Nostrum, questo dissalatore sulla spiaggia degli Empedoclini mette a rischio il futuro del Paese, e ringraziamo il Consiglio Comunale per aver ascoltato le nostre ragioni. Tutto ciò
dà vigore alla nostra azione. Adesso ci aspettiamo che il primo cittadino e l'amministrazione inviino il documento agli organi istituzionalmente competenti, così da sollecitare quanto abbiamo chiesto. Vogliamo che il dissalatore di Porto Empedocle, così come previsto dalla fase 2 del progetto, venga dismesso ripristinando i luoghi originari. Pertanto vogliamo sapere con certezza le modalità, i tempi e le somme del trasferimento a Trapani e della nuova realizzazione in zona ex ASI. Con assoluta determinazione desideriamo che lascino definitivamente la nostra spiaggia. Lavoro nero e sicurezza. La CISL di Agrigento, Caltanissette ed Enna applaude ai controlli dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, il servizio. Sul lavoro nero e la sicurezza interviene oggi la CISL di Agrigento, Caltanissette ed Enna applaudendo ai controlli dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e affermando come la legalità non è un orpello burocratico ma la tutela concreta della vita e della dignità delle persone. Il lavoro nero va combattuto senza sconti perché dove mancano contratti, formazione e sorveglianza sanitaria aumenta il rischio per la sicurezza. Quanto affermato da Carmelo Petralia, segretario generale della CISL di Agrigento, Caltanissette ed Enna, Luca Gentili, segretario generale della Filchi CISL e Alfonso Bellomo, segretario generale della Fisascat CISL, commentando gli esiti dell'ultima settimana di vigilanza nelle province di Caltanissette ed Enna che hanno portato a 4 sospensioni e sanzioni per oltre 40.000 euro nei settori dell'edilizia e del commercio. La loro azione di controllo ed emersione è essenziale, fa bene alle imprese, corrette, protegge i lavoratori, ripristina concorrenza leale e cultura della prevenzione. Proseguono i sindacalisti della CISL, sottolineando il legame stretto tra le irregolarità contrattuali e gli infortuni. Quando non c'è contratto, spesso mancano formazione, dispositivi di sicurezza, visite mediche. Non è solo evasione di norme, è pericolo per la vita. Per questo chiediamo di rafforzare gli organici ispettivi, prevenzione e formazione di qualità. La CISL da tempo sollecita più vigilanza sul lavoro sommerso, un patto per la sicurezza tra le istituzioni, le parti sociali e le imprese, con investimenti stabili in prevenzione e controlli. Il sindacato ha inoltre ribadito la necessità di rafforzare il contrasto al caporalato, al lavoro illegale, perché la dignità e la sicurezza del lavoro vanno garantite in tutti i settori. Legalità, formazione, prevenzione e dialogo sociale sono questi i pilastri su cui vogliamo continuare a lavorare nei territori, conclude il sindacato della CISL di Agrigento, Caltanissette ed Enna, a fianco di istituzioni, uffici ispettivi, imprese sane, per far emergere il lavoro regolare e ridurre gli infortuni. È una battaglia di civiltà che riguarda tutti. E nei primi 7 mesi del 2025 in Italia sono morte 607 persone mentre lavoravano, con un incremento del 5,2% rispetto allo stesso periodo del 2024, lo rivela il Centro Studi di Assoesercenti sui dati pubblicati dall'Istituto Nazionale per gli infortuni sul lavoro. La Sicilia registra 36 vittime e si colloca nella zona rossa insieme alla Campania, Puglia, Basilicata, Umbria e Trentino Alto Adige, con un'incidenza superiore del 125% alla media nazionale. In valori assoluti la Lombardia guida la tragica classifica con 64 morti, seguita dalla Campania 44, Veneto 43, Sicilia 36. I settori più colpiti sono quello delle costruzioni con 67 vittime, il manifatturiero con 59, i trasporti e il magazzinaggio con 57, il commercio con 42. Più esposti sono le persone che hanno più di 65 anni, in crescita le donne decedute e i lavoratori stranieri, 131 con incidenza doppia rispetto agli italiani. Nuove nomine pastorali disposte dall'Arcivescovo Damiano per la diocesi agrigentina a partire dal prossimo 1 ottobre, tra tutti la nomina di Don Calogero Manganello a parroco della parrocchia di San Gerlando, la cattedrale, il servizio. Il vicario generale Don Giuseppe Cumbo comunica che il 20 settembre di quest'anno l'Arcivescovo Alessandro ha provveduto alle seguenti nomine che entreranno in vigore dal prossimo mese di ottobre. Don Carmelo Davide Burgio, parroco della parrocchia Santi Apostoli Pietro e Paolo di Favara,
Don Giuseppe Costanza, parroco delle parrocchie San Giovanni Battista, Beata Vergine di Lourdes, Beata Maria Vergine Immacolata di Campobello di Licata, Don Marco Damanti, parroco delle parrocchie Gesù e Maria, San Giuseppe di Campobello di Licata, Don Gioacchino Andrea Larrocca, mantenendo il servizio di viceparroco delle parrocchie Maria Santissima Annunziata, Madonna del Carmelo, San Giuliano di Racalmuto, vice direttore dell'ufficio diocesano Beni Culturali Ecclesiastici, Don Liborio Lauricella Ninotta, direttore dello studio teologico San Gregorio Agrigentino per gli anni 2025, 26, 27 e 28, Don Calogero Manganello, mantenendo il servizio di direttore degli uffici diocesani di pastorale giovanile e pastorale familiare, parroco della parrocchia San Gerlando Cattedrale di Agrigento, Don Giuseppe Scozzari, parroco delle parrocchie Maria Santissima Annunziata, San Francesco d'Assisi e Sant'Agostino di Naro. L'arcivescovo invita la comunità diocesana a sostenere con la preghiera e la comunità i presbiteri interessati e pregare per le vocazioni. Il Signore conceda alla Chiesa agrigentina di crescere mediante il Vangelo, l'Eucaristia nella comunione per essere immagine autentica del suo popolo e segno e strumento della sua presenza nel mondo. Don Lillo Argento, parroco della chiesa di San Nicola, si trova in pellegrinaggio alla guida di un gruppo di preghiera composti da fedeli agrigentini che si recano a Lourdes per venerare il culto della Madonna, il servizio. Don Lillo Argento, parroco della chiesa di San Nicola, si trova in pellegrinaggio alla guida di un gruppo di preghiera composto da agrigentini che, come ogni anno, si recano a Lourdes per venerare il culto della Madonna della grotta di Massabielle. Una meta annuale per Don Lillo Argento, che è anche il rettore del Santuario della Dolorata e che coltiva così un gruppo di fedeli, il culto mariano. Una settimana densa di fede e di preghiera che oggi ha visto la partecipazione del gruppo alla messa internazionale. Il gruppo di preghiera nasce all'interno della chiesa di San Nicola e ha trovato grande sostegno da Don Lillo Argento per un'idea di Pippo Calandrino, all'interno della quale si riunisce ogni lunedì. Cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Oggi alla sala convegni del Molo Trapezoidale di Palermo si è parlato di intelligenza artificiale al servizio delle imprese e della pubblica amministrazione. I colleghi di Palermo. Abbiamo organizzato con la Regione Sicilia questo evento
per dare avvio a un percorso positivo, un percorso nel quale crediamo molto, che è quello di anticipare il più possibile il futuro, anche se in molti casi è presente. Quindi mettiamo a disposizione della Regione Sicilia e delle imprese le esperienze che stiamo sviluppando sull'intelligenza artificiale, sia come ente legato alla pubblica amministrazione, quindi che deve migliorare i servizi verso cittadini e imprese, sia come dei tecnici che hanno già messo in campo delle soluzioni importanti e che possono essere anche prese come esempio. E aggiungo che stiamo facendo network oggi, perché abbiamo delle aziende importantissime che hanno aderito con entusiasmo, citiamo LinkedIn, citiamo Google, Meta, Microsoft e Salesforce, e quindi questo testimonia l'importanza che la Regione Sicilia ha in questo momento per lo sviluppo di queste tecnologie e un ruolo importante che può svolgere. Per i servizi rivolti ai cittadini noi quello che abbiamo innanzitutto si parla tanto di assistenti virtuali, quindi di utilizzo alla comprensione della pubblica amministrazione. Non banalizzerei, il termine assistente virtuale tende un po' a banalizzarlo, ma sono tutte delle attività che l'intelligenza artificiale può portare per disintermediare tra il mondo della pubblica amministrazione e il cittadino, quindi facilitare l'accesso, essere più colloquiali. Ho citato spesse volte l'assistente virtuale che abbiamo messo in campo sui concorsi. Il vantaggio principale è che una persona che non ha una comprensione, come dire, sviluppata della stesura di bandi pubblici può dire semplicemente: sono un ingegnere, cosa c'è per me? Intelligenza artificiale non è tanto un cambio di tecnologia, è un cambio di metodologia che ovviamente comporta una rivoluzione profonda anche sul piano tecnologico. È qualcosa che informerà sempre di più tutti gli ambiti e tutti gli aspetti della vita sociale, della vita economica, della vita culturale. Occorre ottimizzarne gli usi, dimensionarne la portata, integrare ciò che è indissolubilmente legato all'intelligenza umana da ciò che invece può costituire aiuto e supporto a quest'ultima da parte della stessa intelligenza artificiale. Le telecamere di Mediaset accendono riflettori sulla longevità nei borghi sicani, con i centenari di San Giovanni Gemini nell'ambito del progetto Le Vie del Cibo di lunga vita prodotto dalla SMAP in collaborazione con l'assessorato regionale all'agricoltura e servizio. Sulla mia sinistra diciamo i giovincelli, quindi 87 anni, 96 anni, 84 anni. Da questo lato invece, indovinate un po', loro hanno superato i 100 anni e non si direbbe mai. Oggi è una giornata particolare per la comunità di San Giovanni Gemini e per i nostri centenari. Siamo stati ospiti di Mediaset, di Canale 5. Abbiamo parlato del progetto Le Vie del Cibo e della lunga vita, promosso dalla SMAP e con la partecipazione dell'assessorato regionale all'agricoltura, dove si è parlato di longevità. La longevità dovuta all'alimentazione e alle relazioni sociali che avvengono nei nostri paesi. Sia a San Giovanni Gemini che nei paesi montisicani si registra una percentuale di longevi più alta rispetto alla media nazionale. Mentre la media nazionale è di circa 2,5 unità ogni 10.000 abitanti, nei Monti Sicani a San Giovanni Gemini abbiamo circa 11 persone ogni 10.000 abitanti, quindi 4,5 volte più numerosa rispetto alla media nazionale, e di questo ne siamo fieri. Oggi abbiamo avuto ospiti i nostri centenari che hanno raccontato la loro vita che è nata in campagna coltivando i propri orti, e dalla produzione di questi prodotti escono dei piatti semplici, genuini e che compongono la dieta mediterranea. Trucco della longevità. In zona questa eredità è stata anche tramandata dai ristoratori. La zona conta circa 6.000 coperti e l'intento anche del progetto è quello di cercare di portare uno sviluppo all'interno del comparto della ristorazione, e quindi non facciamo altro che invitare tutte le persone che vogliono assaggiare questi prodotti tipici, questi prodotti a chilometro zero, prodotti biologici, sia a San Giovanni che nel comprensorio dei Monti Sicani. È stata condannata con l'accusa di aver rapinato e picchiato, anche con l'uso di una catena,
Una coppia di coniugi di 65 anni nella loro casa per portare via 2.000 euro e un telefono cellulare. Diventa così definitiva la condanna a 6 anni e 2 mesi di reclusione alla 35enne disoccupata Valentina Lomando, residente a Canicattì, accusata di rapina, lesioni e porto abusivo di armi. Confermato il verdetto anche dalla Corte d'Appello di Palermo, che aveva parzialmente ridotto la pena inflitta in primo grado dal Tribunale di Agrigento, 8 anni, 10 mesi e 20 giorni. La donna l'altro ieri è stata quindi arrestata dai carabinieri della compagnia di Canicattì in esecuzione di un provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Agrigento. Dopo le formalità di rito è stata accompagnata dagli stessi militari alla casa circondariale di Agrigento Pasquale Di Lorenzo. Vediamo le novità per lo scalo di Trapani Birgi in questa intervista di Salvatore Omba, presidente della società Aegest che gestisce lo scalo aeroportuale trapanese. I colleghi di Trapani. Presidente, possiamo dire che questa è Birgi ultima chiamata per il futuro dell'aeroporto? No, per noi questa è una giornata fondamentale, di grande contentezza e felicità, perché ritorna la base su Trapani dopo 10 anni che Ryanair aveva abbandonato la nostra base. Con un pizzico di emozione dico che ho portato io la base Ryanair a Trapani Birgi fino ad arrivare a 5 aeroplani, poi c'è stato un lungo stop. Oggi ritorna di nuovo la base Ryanair, è un nuovo futuro, un nuovo sviluppo, una nuova attività. Siamo estremamente contenti, frutto di un lavoro lunghissimo, pesantissimo, fatto di relazioni. Come dico sempre, lo sviluppo, la crescita ha tempi molto lunghi, perché vanno le cose metabolizzate, vanno fatte in un determinato modo, è frutto di grandi relazioni, di attività. Devo dire, l'eliminazione dell'addizionale comunale, da noi fortemente richiesta al governo regionale, dopodiché sposata sia dagli assessori Aricò e dall'assessore Dagnino e supportata dal nostro presidente, il presidente Schifani, ha portato oggi questo importantissimo risultato. È una misura estremamente democratica, perché ne usufruiscono tutti, tutte le compagnie possono venire nel nostro scalo, nostro, Comiso, Pantelleria e Lampedusa, crea ulteriore competitività e crea soprattutto opportunità di sviluppo, crea opportunità di posti di lavoro in più e crea possibilità di poter viaggiare meglio, cioè la gente può partire ancora di più dal nostro scalo. Diciamoci la verità, il co-marketing era un qualche cosa improponibile, comuni che aderivano, comuni no, chi faceva il furbetto, qui non si può scappare. No, era un'altra misura, era un'altra epoca. Ormai il mondo si divide post-Covid e pre-Covid, era un altro mondo, era un'altra cosa. Oggi questa è la via, che va ringraziata anche l'assessorato al turismo, che contribuisce con dei fondi per lo sviluppo di nuove rotte. Cioè, quindi devo dire è stato un lavoro lungo, faticoso, che ha portato questi risultati. Stiamo estremamente contenti, non finisce qui, perché l'aeroporto sarà investito da ulteriori investimenti per oltre 13 milioni di euro, cambierà il volto dell'aeroporto, ma di questo ne parleremo successivamente quando avremo fatti ancora più concreti. Appena assegneremo i lavori faremo una apposita conferenza stampa. Noi per questo oggi ci limitiamo a dire grazie a Ryanair che riporta le macchine qua, dire grazie alla Regione che ha contribuito affinché questo potesse avvenire. Quindi per questo un hub a tutti gli effetti di Ryanair come un tempo? Esattamente sì, aspettiamo di poter crescere ancora di più, quindi che la gente possa ancora volare da Trapani per me era un mio grandissimo desiderio, l'ho realizzato. Programmi a medio e lungo termine, passeggeri, un tempo ci eravamo lasciati con numeri di ben tutta figura, di ben bella figura, adesso? Stiamo cercando di raggiungere, l'obiettivo è arrivare a 1.300.000 passeggeri entro il 2026, quindi a partire da gennaio a dicembre del 2026 l'obiettivo è 1.300.000 passeggeri, per poi cercare di rilanciare ancora di più. Ripeto, è un lavoro costante, continuo e itinere, noi non siamo abituati a fare annunci o scoop, noi lavoriamo a ventre basso per cercare di portare risultati. È la persona navigata della vita che sa perfettamente che ci sono tante scuole di pensiero, soprattutto in questi giorni con l'annuncio della base di addestramento. Potranno convivere le due anime, civile e militare? Assolutamente sì, ricordiamoci l'aeroporto di Trapani Birgi, il Vincenzo Florio, è un aeroporto militare aperto al traffico civile. Qui abbiamo in gestione una parte dell'area, devo dire i rapporti con i militari sono stati non cordiali, molto di più. Oltretutto noi utilizziamo dei servizi dei militari, la torre, la pista, le luci diciamo, cioè una serie di attività vengono da noi utilizzate e quindi l'aeronautica è sempre stata al nostro fianco. Gli F-35 in questo momento volano gli aeroporti
Eurofighter, domani voleranno gli F-35, sarà un'altra grande opportunità, ci saranno piloti che verranno addestrati qui, non ci saranno le guerre sui cieli di Trapani e Marsala, non ci saranno le bombe sganciate, non ci saranno esercitazioni su queste cose qua, fanno una determinata attività. E c'è un'evoluzione di questo aeroporto, ci saranno ulteriori attrezzature, ulteriori strumenti che consentiranno di migliorare sia il volo militare sia il volo civile. Anche perché, diciamoci la verità, per convincere quelli di Ryanair a venire qui nuovamente a Birgi, sicuramente delle interlocuzioni con i militari le avete avute a priori. Assolutamente sì, ma noi già sappiamo quello che dobbiamo fare. Certo, scoppiasse una guerra, ma come fu nel 2011 cambia il mondo, ma nella fase di esercitazioni sono sempre coordinate tra noi e loro, quindi io intravedo, ma questo è un mio assoluto pensiero, intravedo un'assoluta e fattiva collaborazione, continua collaborazione tra AEM e Airgest. Gli atleti della Pro Sport di Ravanusa Paralimpica, dopo il titolo nazionale conquistato, sono stati ricevuti dal presidente del Libero Consorzio di Agrigento, Giuseppe Pendolino. Il presidente del Libero Consorzio di Agrigento, Giuseppe Pendolino, ha ricevuto al palazzo dell'ex provincia gli atleti della Pro Sport Ravanusa, vincitori del titolo nazionale di calcio balilla paralimpico. Un risultato straordinario per il Ravanusa e per lo sport della provincia di Agrigento, ha sottolineato il presidente della provincia Pendolino, che ha premiato questa bellissima realtà sportiva come occasione di inclusione e crescita. Agrigento ha campioni importanti, ha affermato Pendolino. Presenti all'incontro, tra gli altri, la consigliera delegata ai servizi sociali Anna Triglia, il consigliere ed ex sindaco di Ravanusa Carmelo D'Angelo e la dirigente del settore solidarietà sociale Maria Antonietta Testone. Sono numerosi i ragazzi che frequentano i centri di avviamento paralimpico gestiti dall'associazione presieduta da Giancarlo La Greca, instancabile presidente. La mia speranza, ha dichiarato La Greca, è che in futuro gli impianti sportivi di Ravanusa possano diventare accessibili e inclusivi, perché lo sport deve essere un diritto e una normalità per tutti. La stagione agonistica dello Pro Sport Ravanusa terminerà a ottobre, quando l'associazione sarà protagonista anche fuori dal campo. Alla società ravanusana, la FISPES, ha affidato l'organizzazione dei campionati italiani paralimpici di mezza maratona, in programma a Palermo il prossimo 19 ottobre. Passiamo allo sport. Coppa Italia, l'Udinese batte il Palermo per 2-1 e accede agli ottavi della competizione, ma i tifosi rosanero a fine gara sono ugualmente soddisfatti della prestazione della loro squadra, i colleghi di Palermo. Sicuramente il gol fatto dal Palermo è stato un qualcosa di spettacolare, comunque emozionante sempre vedere giocare la squadra del cuore. È un'emozione unica ogni volta. Peccato per il risultato, ci tenevamo, pure se affrontavamo la Juventus, però hanno giocato benissimo. È una bella squadra, mi piace, speriamo. È stata una bella partita, purtroppo abbiamo perso, ma abbiamo perso a testa alta. Forza Palermo! Palermo è meraviglioso, gran cuore. Piccolo dettaglio, testa a Cesena, lo capisco, però forse con un pochettino più di cattiveria, un pochettino più di convinzione si poteva fare il risultato stasera e andare allo stadio con la Juve a portare il cuore palermitano a Torino in casa della Juventus. Peccato, cuore sempre splendido, però bellissimo, finale che poteva anche dirci qualcosa di meglio. Peccato, pazienza. Io ero convinto che il primo tempo avessimo fatto gol, invece purtroppo negli ultimi 5 minuti sono riusciti a fare loro 2 gol e lì ci hanno buttato giù. Una volta fatto il gol noi speravo nel pareggio fino alla fine, ma Peccato, dai, il primo tempo è stato combattuto, ha avuto 3 occasioni, peccato che non è andata bene. Peccato, dai. Comunque ha fatto un'ottima prestazione, speriamo che in campionato continui a fare bene come sta facendo. Sempre forza Palermo, guarda che spettacolo, che pubblico, che gente. è una bellissima partita. Sono contento. Meritavamo il pareggio, dai. Da questo Palermo finalmente gioca, è una squadra rispetto all'anno scorso che ha grinta e si è visto anche sul campo. Secondo me il primo tempo abbiamo fatto un buon primo tempo e
secondo tempo un po' mediocre. Con i cambi Inzaghi ha saputo dare il suo coraggio alla squadra. Se segnavamo che era un quarto d'ora prima, facevamo veramente una bella partita e forse anche il pareggio ci stava ed era giusto. Primo tempo molto bello, dominati, e poi due tiri, 2 sbagli. Però il secondo tempo abbiamo dovuto subire un po', però alla fine ha dato tutto. Forza Palermo. Palermo eccezionale, il primo tempo purtroppo il risultato è stato bugiardo, abbiamo dominato, ma loro con 2 tiri fortunosi hanno segnato. È stato un grande Palermo all'inizio, peccato che non ha fatto il gol nelle prime occasioni, sarebbe stata tutta un'altra partita. E comunque ci godiamo il campionato e ci vedremo il prossimo anno a Udine in Serie A. Forza Palermo, guarda quanti tifosi, siamo guardare, non meritavamo e sempre Forza Palermo, sempre. Dobbiamo andare in Serie A. Vogliamo di più. Questa è stata una bella partita. Linea alla regia per la pubblicità. Hanno riscosso un grande successo di visualizzazioni gli episodi della travel comedy Si dice Belice, Futtitinni, una serie di 4 mini video prodotta dal GAL Valle del Belice per raccontare con linguaggio nuovo il Belice di oggi. Questo episodio della travel comedy è dedicato ai comuni della valle, racconta la riserva naturale Foce del fiume Belice. Il video. Grazie del passaggio. Figurati, sempre dritto, non puoi sbagliare. E trovi la piscina, là, trovi la piscina, sempre dritto. Finalmente un essere vivente. Per la piscina vado bene? Piscina? Quale piscina? È quello che mi ha accompagnato qui, mi ha detto che dritto c'è la piscina. C'è una piscina? Una piscina molto grande. Ma chi gliel'ha detto che c'è una piscina? Guardi, ero in paese, cercavo una piscina per farmi una nottatina fresca e un tizio carinamente mi ha detto l'accompagno io. E che mi ha lasciato sulla strada asfaltata 20.000 km da qui, mi ha detto vai dritto che c'è la piscina più grande del mondo. La piscina? Ah, sì, la piscina Mediterraneo. Amore, cammina con mia, seguiamo le pecore. Questi sono tutti turisti. Spero che lei abbia portato la crema solare, guardi che sole che ci abbiamo qua. Ma la tovaglia l'ha portata? La tovaglia? Ma perché? Dobbiamo mangiare? Che c'entra? La tovaglia, quella che si mette sulla spiaggia quando ti devi distendere. Ma noi lo chiamiamo teromare. Ah, noi che tovaglia. Anche perché puntualmente arrivi in spiaggia e trovi cose da mangiare. Te, una nocciolina, te, mangi. Grazie. Stai morendo. Sono distrutto. E che fu pazzo, fu. Ma da qui passa il treno. Ma perché siamo venuti a piedi? Ma che c'entra? È che noi ci godiamo questa bella camminata con 40 gradi perché poi arriviamo alla piscina. Guarda che spettacolo. Ma io volevo la piscina. E chi camorria? Ma perché non ti va a lavare i navigli? Ma posso fare il bagno? Ho mangiato un'ora fa. Ma sì, Futtitini, tanto che ti può venire un corpo, vai! Al ritorno voglio il treno.
Sì, ora chiamo il ministro e ci faccio fare una fermata. Figa, ma dov'è sto treno? Ah, giusto. Oggi c'è sciopero. Vabbè, futtitin. Poi è molto bella la Valle del Belice. Si dice Belice. E questo è tutto per Tiba Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre, per chi ha la Smart TV, in streaming sul sito www.televideagrigento.tv, il telegiornale sul canale 93 di Sicilia alle 15 alle 20, con replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto per l'edizione di oggi e vi auguriamo una buona serata.